I ragazzi in particolare, spero che ad essi sia utile, no? Stanno facendo la storia, penso la storia della guerra mondiale, quindi sicuramente mi sarà utile oltre che naturalmente piacevole. Abbiamo qui, credo, qualche nuovo insegnante, dico nuovo insegnante per virgolette, nel senso che siamo tornati tutti alla casa madre, cioè siamo diventati tutti e questo mi fa più piacere ancora perché significa che l'associazione, spero che l'associazione possa avere maggiore linfa, maggiori idee, perché l'associazione è nata proprio dal legame che tutti noi sentivamo, in particolare il preside Berardi che vuole fondare questa associazione, dal legame che noi sentivamo con la nostra scuola. Quindi spero che anche coloro che si sono uniti a noi, siano felici di questo e possano partecipare attivamente alla nostra associazione. Noi la ringraziamo non solo per quello che ci dirà di Cassino, che era la più grossa in assoluto, 20.000 persone, 20.000 associati. Ultima nota, quando vedete le cose scritte che non sono chiare, state parlando, tanto se non avete urgenza di tempo, io non ho urgenza di tempo, possiamo dedicare abbastanza tempo. L'importante è capire quello che viene detto. Castelnuovo Varano. Questo è interessante perché Castelnuovo Varano si trova su una cresta delle montagne che poi culmina con il Monte Maio che vedete qui, che era l'altra montagna importante. In pratica si era fatto l'ore, eccetera, però poi Montgomery aveva in pratica rinforzato le forze italiane, le forze italiane che sarebbero stati fermati sul Valle Asciugo. L'invasione avviene il 10 luglio. In realtà questa linea qui che voi vedete il 18 luglio era qualsiasi altra provenienza. In effetti un comunicato abbastanza ambiguo con questa è l'immagine degli spugnizzi napoletani che effettivamente hanno fatto alzare la bianca tedeschi. C'è anche un film di questa vicenda importante. Ancora, l'avanzata della Quinta Armata. Il 14 ottobre viene superato il Volturno e a fine mese la linea Pala, che è una linea di difesa. Questa è la linea che quella che segue il Meridiano, passa sotto Cassino, Garigliano, Garigliano diventa tale dopo che nel fiume Liri tutta la propria acqua del Gari scende dalle montagne di Cassino da questa zona con la 36esima divisione del Texas. Ricordiamocelo perché poi ne parleremo anche successivamente. A Montelungo con il primo raggruppamento motorizzato dell'esercito italiano e a Monte Samuro la 36esima divisione ancora. Ecco, qui c'è uno schema che semplifica la visione dell'espansione. Questo l'ho preso sul sito dell'esercito italiano che ha fatto una cosa detagliata. Monte Maggiore sulla sinistra, Monte Lungo al centro, qui è San Vittore, San Pietro, Monte San Vittore.
estesi campi minati ma anche trincee. Ci sono due capisaldi, Monte Cassino con l'abbazia e Monte Mario, consentono il controllo della Casilina e di tutta la valle del Rio. Insieme alle pessime condizioni meteo si rivela un importante moltiplicatore di forza per i tedeschi. E qui non so se si vede dove siete voi, però sostanzialmente questa è la zona di Gaeta, Minturno, qui la foce del Garigliano, qui Suio Terme, dice il Maestato, poi andando di qua Sant'Ambrogio, poi Santa Pollinare, qui c'è la confluenza tra i due fiumi, Sant'Angelo, Cassino e nell'interno verso Sant'Elia, qui c'è poi Atina, eccetera. Io mi sono dilungato perché ne parleremo di questi posti. Il comandante del 14° Corpo d'Armata, fronte di Cassino, è il generale Sforzenga, è un laico benedettino e non nazista, ma fa la guerra con suo. Per esempio, lui ogni giorno, e l'aveva il comando alla Rocasetti, non so se ogni giorno si recava a trovare un comandante di battaglione sul fronte, lui conosceva decine di condizioni pessime. Inoltre avevano gli alleati, pensate, la capacità di decifrare le comunicazioni segrete tedesche, quindi loro conoscevano in anticipo tutto quello che avrebbero fatto sul campo tedesco. L'enigma, non so se ne avete sentito parlare, c'è un matematico inglese che proprio in questi giorni è venuto fuori sui giornali perché stanno l'anniversario della sua nascita e della sua morte, che è riuscito a scoprire questa macchina. Avrebbe cercato di accettare le difese tedesche a nord, a Cassino da nord, verso Atina. Nella seconda fase il 10° corpo britannico avrebbe superato la costa da sud, Minturno e Sant'Ambrogio. Nella terza fase il corpo americano avrebbe attraversato il Gallia e Sant'Angelo e poi proseguito per la valle del Lirio, attirando le riserve tedesche. Nella quarta fase il 6° corpo sarebbe sbarcato ad Anzio per poi dirigersi sui colli alpani, dice con una divisione, che mi dai la divisione, vado verso Atina, Sota, Frosinone e taglio la Casilina. Invece Clark dice no, non possiamo perdere tempo, dobbiamo attaccare frontalmente perché dobbiamo andare subito sulla Casilina, la sua ossessione era Roma, voleva arrivare quanto prima a Roma. E l'offensiva quindi si arena il 22 gennaio, anche perché i tedeschi aprono una diga di San Giovanni di Carica, che conosce la zona, quindi c'è tutta questa corrente che voi vedete che poi faceva passare dall'altra parte. Terza fase, il secondo corpo americano, pur senza copertura sul fianco sinistro, perché lì a Sant'Ambrogio loro dovevano superare il Garigliano per proteggere poi sulla sinistra, riceve l'ordine di attraversare il Gallia a Sant'Angelo in Deopice. La 36esima divisione attacca in mano sia la notte del 20 che la notte successiva, paga un prezzo altissimo, 1681 tra morti e feriti. Ora, a questo punto ci sarebbe da leggere di un libro di cui poi vi dirò però non siamo troppo, di cui vi dirò gli autori, gli editori, eccetera, che ci potete comprare. Ci sarebbe da leggere questa qui è l'immagine del Gari a Sant'Angelo in Deopice, vedete, questo è il paesino che è la nazione di Cassino che sta su un'altura e qui è tutto scoperto e i poveri americani, quelli della 36esima divisione, dovevano passare in questa zona dove era tutto minato, quindi quelli del genio avevano sminato e avevano messo dei sentieri con delle bande bianche, normalmente di notte. Poi i tedeschi di giorno dove queste cose sparavano fuori, quindi queste bande, insomma, questi sentieri erano poco noti, poco difficili da percorrere. Dovevano andare a passare i gari con dei canotti, quali canotti alla prima fucilata si sgonfiavano. Hanno cercato anche di portare dei ponti, pensate, hanno portato a braccio dei per raccogliere i morti. E qui in questa foto c'è il tenente colonnello americano con il suo sottoposto, più 3 tedeschi che vengono fotografati proprio, vedete qui c'è questo ragazzo tedesco
diciamo, lenzuolo bianco e i morti. Hitler, quando sente di questa tregua, va su tutte le sue. La tregua era stata chiesta dai tedeschi e comunque il comandante della divisione gli fa sapere che queste sono due immagini pittoriche del bombardamento dell'elicottero e dei combattimenti. L'urgenza di Clark di liberare Roma appena possibile ha consentito ai tedeschi di ritirarsi ordinatamente e attestarsi sulla linea gotica, che nella sua parte centrale fu superata solo il 21 aprile del 45, quindi un altro anno di guerra per quella parte del mondo. E qui l'abbazia, così come è stata poi costruita integralmente negli anni successivi. Letture consigliate: Monte Cassino di Arthur e Richardson, Rizzoli, molto interessante. Questo libro qui dove si parla della vicenda relativa alle opere salvate, a come mai è stato deciso il bombardamento. E poi c'è Guerra in Europa di Vittorio Sengher e di Longanesi, perché questo Sengher in sostanza sostiene che Vittorio Emanuele ha fatto bene a dissociarsi da Hitler, ha fatto bene ridurre non la quella. Non mi hanno mai incontrata in particolare, cioè ho sempre sentito questa storia degli americani che chissà perché si erano fermati, non andavano avanti, e quindi la cosa mi sembrava, cioè l'ho detto anche oggi, l'impressione è ancora quella che gli americani tutto sommato poi strategicamente non è che fosse la più. Lei naturalmente di me dice no, c'erano delle sono stati bravi i tedeschi nella difesa. Sono stati bravi. E quindi lei mi ha fatto vivere un momento di storia che io personalmente conoscevo pochissimo, ma ritengo che molti di noi conoscevano a scuola, non si affronta proprio. Poi uscendo o si ha un interesse particolare o difficilmente si va a leggere. Ci ha dato anche uno spunto da leggere, cercheremo di farlo. Io comunque fido molto